10 puledri di 2 anni al via in questa quarta corsa, 1 Circe Coll, 2 Cluny dei Greppi, 3 Charlie Brown F, 4 Carisma AV, 5 Chavet OP, 6 Cocis MP, seconda linea 7 Catherine Rec, 8 Canal Grande Rob, 9 Cladi Chuck SM, 10 Cable Call. Favori per Cocis MP in chiusura. L'errore di Carisma AV si avvantaggia Numero così 4 Carisma Cluny AV dei squalificato. Cluny dei Greppi sbaglia anche Cluny dei Greppi, però e così è Chavez OP che va a condurre in poche battute all'esterno. Vediamo Cocis MP. Cocis MP, che è anche il favorito della corsa, va a chiedere e ottenere strade in 300 metri, quindi nuovo leader Cocis MP. Antonio Greppi ha superato Chavez OP, che è guidato da Claudio Monte, ricordiamo. E se ne vanno in 400 in 28,6, dice il cronometro, ma ovviamente è un parziale non veritiero, 47,8, questo sì, primi 600. E quindi davanti alle tribune in vantaggio Cocis MP, mentre in seconda posizione sta passando ora Charlie Brown F che sopravanza Chavez OP. A largo cerca di rinvenire anche Cluny dei Greppi che aveva sbagliato sulla curva quando era al comando. Via via gli altri, abbastanza sgranati comunque. 1,29 il passaggio agli 800 metri, il chilometro che se ne va per il leader in 1,18,2. È passato in terza posizione intanto Cluny dei Greppi, ma davanti a tutti è sempre Cocis MP, seguito da Charlie Brown, lo stesso Cluny dei Greppi, gli altri più discosti. Si avvicina il paletto dei 400 metri conclusivi, passato con parziale in 15,1. Ultima curva affrontata da Cocis MP su Charlie Brown F, Cluny dei Greppi, poi anche Circe Coll che si riavvicina e prova all'esterno. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, entra in vantaggio Cocis MP, inseguito da Charlie Brown F che prova a sprintare a centropista, poi lo scatto di Circe Coll, finale con Cocis MP che vince ancora bene nei confronti di Charlie Brown F, finisce ancora al terzo, un ottimo Cluny dei Greppi dopo l'errore iniziale, mentre sbaglia probabilmente poco prima, no, forse dopo il palo, bisogna rivedere, il numero 1 Circe Coll. Ecco, rivediamo la retta d'arrivo, la vittoria netta per Cocis MP Antonio Greppi per il training di Afrim Schmidra. Andiamo a vedere per il secondo, è ovviamente Charlie Brown F con Luca Lovera, lo vediamo fra un po', eccolo qui. Terzo posto invece per Cluny dei Greppi e dovrebbe già essere di galoppo probabilmente Circe Coll, ma aspettiamo il verdetto della giuria.